Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano ragazzi, siamo qua, 34 giorni di Gran Premio di Yokohama, in alto a sinistra potete vedere i successi comendiani in carriera, se non riuscite con lo schermo normale andate di schermo pieno. Allora fioi, io voglio progettare una nuova parte, voglio rischiare anche se i soldini sono pochi, però voglio migliorare il motore anche per capire se va via sta cazzo di notifica, perché non capisco sinceramente. La velocità massima più 25%, aumentiamo un po' perché nel motore siamo messi veramente male. Vabbè, siamo in rosso, però nel rosso di 500, cioè di 5 milioni, quindi siamo abbastanza tranquilli. Migliora componenti ancora non possiamo. Ok, riparazione. Oh, sponsor 2, questo può essere importante. Speriamo di avere un'offerta su Godo. Godo la la la, godo la la la. Ok, ok, mettiamo questa. Mi arrivano bei soldini e torniamo in positivo anche, perfetto. Molto good, molto good. Allora, monoposto. Migliora componenti. Allora, proprio ho capito che adesso uno dei problemi più grandi è proprio negli alettoni, nell'affidabilità degli alettoni. Allora, qua possiamo anche... beh, siamo a posto qua, dai. Allora, togliamo questo e questo, mettiamo 1, 2. Mi serve anche questo. E togliamo questo e mettiamo questo. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, i freni. Motore, se lo miglioriamo un po'. Anche le prestazioni sono aumentate, perfetto. Solo fino a qua l'alettone posteriore, molto molto good. Ok, mettiamo tutto sulla fidabilità che è meglio. Ok ragazzi, è arrivato qua il motore. Però vedi che è sempre 2, ma perché? Io non capisco, me ne dà 2, ma quando in realtà è 1. Questo è proprio un bug secondo me. Ok, ok, ok. Qua può arrivare a 3,89, quindi facciamo così. Allora, vediamo qua i componenti. Sono tutti sull'alettone. Il motore lo fa dalla prossima, lo possiamo fare, cazzo. Vabbè, allora mettiamo 10 e 10. Dopo vediamo il motore per le prossime gare. Ci siamo, consumo gomme medio, molto basso il carburante, diluvia e a sto punto monsoni addirittura, fioi, monsoni giapponesi. Va bene, va bene. Allora, a questo punto sì, nelle prove libere sicuramente, come si dice, proverò le gomme full wet, così dopo da avere positività in gara, anche se è chiaro che le qualifiche con Serena un po' mi spaventano. Va bene, ragazzi, buone qualifiche, quarti e sesti, Costa sesto, peccato, quindi vabbè, comunque Pino è in ripresa, niente, finiamo in gara. Sarà una gara casinata a livello di meteo. Allora, intermedi più 15 e gara più 15. Quindi l'inizio sarà sicuramente positivo. Ok, allora qua mi dà previsioni meteo, pioggia per poco, già no, allora metto poco carburante anche, ve lo dico già. Ok, e ok. Il setup intermedie, carburante basso, basso, basso. 10 giri. Voglio fare una partenza, sta gara ho paura, voglio fare così perché voglio essere aggressivo, sta gara sarà dura per noi, ve lo dico già. Speriamo bene. Vai. Tanto sarà velocemente, devo cambiare le gomme, sono sicuro. Mi voglio partire rapido. Vorrei prendere la prima e la seconda posizione subito, questo è il mio obiettivo. Vediamo se è possibile, con le prestazioni elevate, più 15, più 15, più poco carburante, potremmo anche farcela teoricamente. La pioggia durerà poco, ragazzi.
Quindi possiamo usurarle bene le gomme e tutto. Ma come il carburante dobbiamo tenerlo meglio se vogliamo sfruttare tutti i giri. Costa è sesto comunque. Costa di certo non è partito bene. È rimasto là impiantato Costa. Ma sì, andiamo a cannone con tutto, ma chi se ne frega. Tanto la pioggia durerà poco ragazzi, ve lo dico già. Questa, lo sapevo, questa gara proprio non siamo competitivi in questa gara ragazzi. Il prossimo giro forse bisogna già andare ai box. Vado ai box subito e me ne sbatto. Carburante. Allora. Vabbè, adesso siamo tranquilli. 16 giri. E veloce. Ok, Costa mi deve andare subito ai box. Vai, 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 vai. Errore, Dio Cristo, no! Ma perché? Costa settimo. E Sopita anche lui. Medie. Vai. E veloce. Dai Pino, veloce ai box. Costa l'ho fatto andare prima, speriamo sia positivo. Tutti sono ai box. Ma non ce la fa Costa, non ce la fa purtroppo. Molto male Costa, molto male. Costa deve recuperare adesso. Vediamo se Costa riesce a recuperare. Intanto qua mettiamo alto e alto. Ma non c'è ritmo, non c'è ritmo in questa gara purtroppo. Dov'è Becker? Becker sesto, l'unica consolazione è questa per il momento. Virtual Safety Car, Ingledev ha rotto. Ok, Virtual Safety Car, ma serve la safety, no la Virtual, porca troia, non mi interessa niente della Virtual. Adesso dobbiamo spingere come dei disperati, raga. Guarda la lotta. Devo andare a prendere Becker e quinto purtroppo. Ma vedi che non so... No, no, vabbè, miei... In questa gara non siamo competitivi ragazzi, comunque. Vedi, si superano continuamente. Non riusciamo a tenere... Dai, cazzo. Pino è terzo, dai, non male. Però non mi accontento, fioi. Se vogliamo vincere il mondiale devo andare meglio di così. Bravo Pino, terzo. Pino comunque in ripresa, E adesso arriverà la pioggia, arriverà tra un bel po', Costa sesto, per il momento Costa in gravissime difficoltà. Becker è quinto, finché siamo sesti e quinti va anche bene comunque. Dai ragazzi, dai. Mancano 22 giri alla fine. Andiamo a vedere un po' Pino. Pino è sempre terzo per il momento. Molto indietro ve la Holz, ragazzi. Holz e Flores sono in una fuga devastante, purtroppo. Sono loro che comandano, purtroppo. Pino per il momento non male, terzo però. Vai Costa, vai Costa. Mettiamo a tutti quanti il massimo del carburante perché tanto presto dovremo tornare ai box.
Non riusciamo a tenere lo stint con la pioggia, non ce la possiamo fare purtroppo. Piove, ma piove già. No, pioggia per un secondo. Cambiamo del tutto strategia. Aspetta, il carburante. Allora, adesso piove quando? Il 18° giro forse. Mettiamo un carburante per 10 giri. E poi torneremo ai box. Facciamo così, dai. Vabbè, è un rischio, ma dobbiamo provare anche queste cose, ragazzi, Qua diamo tutto. Diamo tutto anche con... Dai veloci, ragazzi, dai veloci. Molto bene, molto bene. Adesso dobbiamo fare giri bestiali. Vai Pit, anche lui, proviamo la stessa strategia. Torniamo su Costa. Adesso Costa deve recuperare per dopo nell'ultimo stint con le full wet, perché sarà da full wet sicuro. Per essere là. Speriamo di aver fatto la scelta giusta, ragazzi. Dai Costa. Anche Becker ha messo le soft, quindi dai, strategia comunque giusta. Il cume c'è, ragazzi. In pochi secondi ragiona bene il cume. E questa è una buona cosa. Devo stare attento col carburante, però il carburante non posso tirare troppo. Potevo metterne un po' di più forse, va bene, dai. Otto giri vuol dire che... Andiamo ad alto. Quanto manca? Manca ancora per la pioggia, ragazzi. Pino secondo comunque la grande. Becker quarto, Costa sesto. Costa non ha ritmo in questa gara. Costa forse odia Yokohama, non lo so. Adesso dobbiamo stare sul medio se vogliamo arrivare alla pioggia, E anche qua facciamo medio e vediamo. Se no non arriviamo alla pioggia. Gli altri sono a risparmio eppure vanno meglio di me. Impressionante. Proprio male, ragazzi. Flores ai box, intanto errore. Questo è un brutto errore però, E devo stare medio purtroppo. Flores ai box, non ho capito il perché. Mette le medie adesso, non ha senso. Costa è sesto. Ma adesso arriva la pioggia. Andiamo ai pit con Costa. E andiamo con le full wet. Mancano 12 laps. Ok. I componenti ci sono. Ok. E adesso puoi dare tutto. E vediamo se è la scelta giusta. Vai Costa, veloce col pit. Bravissimi, ok. Pit stop anche per lui. Full wet però non perché dopo arriva la pioggia battente, fioi. Ok. Pino in prima posizione. Pino può spingere a tutta, vai Pino. No, non devi montare le intermedie, fidati. Pino è secondo. Pino terzo purtroppo. Pino terzo, però Flores alle intermedie. Quindi poi dovrà cambiarle per forza, spero. Costa è sesto.
Becker è quarto, Costa sesto, non c'è niente da fare. Problema con la Lettone, che do coglioni. Mancano 9 giri. Becker sta spingendo quel fio della mignotta di Becker. Pioggia incredibile, Flores dovrà andare ai box per forza comunque. Costa sesto, non si schiora da là. Ce la fa Flores e Monroe, rimangono primi e secondi purtroppo. Posizioni ho paura congelate. Mamma mia, problemi con i doppiaggi anche. Ma il quinto posto non è così lontano comunque, eh. Il quinto posto non è così lontano, dai Costa. Vai, 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 vai. Attenzione la Holz ai box. Problemi per la Holz probabilmente col carburante. E Becker non è lontano ragazzi. Dai che Becker non è lontano. Proviamo a dare tutto raga. Mamma mia come viene giù raga, come viene giù, diluvio monsoni giapponesi. Ne ha di più però Becker, ne ha di più. Ne ha di più Becker. Pino sempre terzo, dai che ci prendiamo il podio. Non ce la facciamo, non ce la fa... Dai, 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 dai Costa, dai Costa. Tra un po' spingiamo al massimo con tutti e due i piloti. Attenzione, Pino è secondo intanto. Bravo Pino. C'è solo Flores, ma Flores è a 23 secondi. Complimenti a Pino comunque. Proviamoci ragazzi, proviamoci. Proviamoci, bisogna passare Becker per recuperare, per guadagnare punti. 3 laps, 3 laps. Niente, beh, è più forte Becker, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare ragazzi. Pino sempre secondo. 2 laps. All'ultimo giro ci riproverò, ma non c'è il passo ragazzi, non c'è il passo. Non c'è il passo purtroppo. Qua proviamo a spingere a tutta. Diamo tutto adesso, dai, dai Costa. Provaci alla fine. Niente da fare. Ultimo giro, adesso mai più, Costa sta tentando l'impossibile all'ultimo giro di Yokohama, dai, e Costa ce la fa, Costa ce la fa, se deve tenere però, adesso deve tenere, intanto vince Flores alla grandissima, secondo Pino, bravo Pino, ma l'importante è avere il quarto posto di Costa, e Costa c'è, se lo prende all'ultimo. Secondi e quarti, molto bene che per la costruttori. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. E adesso speriamo nella squalifica di Flores. L'Arezzato corsa è devastante, raga. Eccolo qua Becker, che nell'ultimo giro l'ho beffato e godo come un porco, godo. Buona gara ragazzi, il come c'è sempre, non c'è niente da fare. Questo è il mio gioco, fei. E adesso controllo Aute. Flores squalificato, lo so, me lo sento. Niente, peccato. Comunque secondi e quarti. Perfetto, la Monroe infortunata anche. Gustavo Costa 7 punti di vantaggio, mamma mia. E Carlos Pino
Un bravo Pino al quinto posto, me lo godo. Sta recuperando anche Pino. Nella costruttori siamo secondi a -1 dall'Arezzato Corse, signori. Un mondiale sontuoso per Veneziano. Sontuoso. Molto, molto bene. Non ho mai visto un cume così. Un super cume, signori, un super cume. La Seppao sta qua, proprio devo pagare una merda del genere solo perché non ho soldi per buttarla fuori, Dio Cristo. Vediamo adesso però, perché qua perdere soldi così mi sta proprio sul cazzo. Vediamo quanto perdo. La prossima è a Dubai, tra 17 giorni. Allora. Va bene, condizioni di vettura, ok. Yokohama, sfida difficile per Flore. Allora, piloti. Beh, vedi, costi per rescindere il contratto 2 milioni. Costo per gara però è tanto, cazzo. Ah, Dio mio. Non posso permettermelo, però non posso permettermelo. Raga, sotto il comandone veneziano ci siamo. Siamo ancora primi del mondiale a 7 punti su Becker e si gode. Ciao!